Non c'è più tempo. Con questo slogan gli studenti universitari, che aspettano anche da 2 anni le borse di studio, che si aggirano attorno ai 5.000 euro all'anno a testa e destinate a chi ha un reddito limitato, hanno sfilato per le calli di Venezia, dalla stazione a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Secondo gli studenti, i fondi ministeriali arrivati alla Regione Veneto l'estate scorsa sono fermi in attesa di essere sbloccati e per alcuni la situazione è insostenibile. Sono soldi che sono arrivati dallo Stato, sono soldi che possono essere utilizzati solamente per le borse di studio ed è un nostro diritto avere le borse di studio che siano borse di studio e non un rimborso allo studio, visto che stiamo aspettando borse addirittura dal 2011-2012 oltre a quelle 2012-2013 che sono nettamente in ritardo. Una delegazione degli studenti, molti fuori sede che frequentano le università venete arrivando da tutta Italia, sono stati ricevuti in regione, ma è stata ribadita loro l'impossibilità di erogare gli 11 milioni di fondi a causa del patto di stabilità. Sono più di 3.000 gli studenti interessati in Veneto a questa vicenda e così i rappresentanti presenti in commissione si sono arrampicati su una finestra del palazzo, srotolando uno striscione rimasto visibile per alcuni minuti. Noi rappresentiamo tutti gli studenti che hanno un ISEE basso sotto i 20.000 euro, di cui 2/3 sono sotto la soglia di povertà, che stanno aspettando la borsa di studio. Siamo molto indignati per questa cosa perché tantissimi studenti stanno aspettando questi soldi da un sacco di tempo e senza questi soldi non riescono a pagarsi l'università, l'affitto dell'appartamento e tutto quello che serve. Perché ricordiamo che comunque queste borse sono date a quelli che hanno meno soldi e hanno meno possibilità, mentre la Costituzione sancisce che debba studiare anche chi è meritevole e privo di mezzi. Gli studenti annunciano che presto metteranno in atto altre manifestazioni di protesta in Veneto, convinti che sia la Costituzione a garantire un diritto allo studio che per il momento si sentono negare dalla politica.